Se dovessi paragonare Aito a una delle 4 tartarughe ninja, quale sarebbe? Oggi voglio condividere con te qualcosa di speciale, la storia di realtà incredibili che hanno avuto successo proprio qui nella nostra terra e che magari ancora non conosci. In cerca di consigli sono andato a spulciare alcune tra le aziende che hanno avuto davvero successo qui in diversi settori e che magari ancora non conosci. Oggi incontriamo Giambattista Pisasale, fondatore di Aito, una vera e propria fucina di software. Ciao! Ciao, benvenuto. Oggi siamo tuoi ospiti e ci devi dire chi sei, dove siamo e soprattutto poi che cosa fate qui. Sono Giambattista Pisasale, sono un catanese di rientro, anche se sono originario di Scordia. Ci troviamo a Catania e stiamo visitando Aito, l'azienda che abbiamo fondato nel 2016 insieme a mio fratello Davide e ci occupiamo di consulenza software, sviluppiamo soluzioni basate sull'intelligenza artificiale. Soluzioni cosa intendi? Qualche software guidato dall'intelligenza artificiale? Cioè, entra più nello Hai specifico, detto cosa fate? benissimo, un software basato sull'intelligenza artificiale, cioè che sfrutta quello che ormai abbiamo capito che fa l'intelligenza artificiale, che fa cose pazzesche, no? Cerchiamo di rendere disponibili alle aziende le cose che possiamo fare con l'intelligenza artificiale. Se dovessi paragonare Aito a una delle 4 tartarughe ninja, quale sarebbe questa? Ma io non le guardavo le tartarughe ninja, le potevo paragonare ad Holly e Benji. A volte siamo Holly e a volte siamo Benji, perché c'è un momento in cui parare i problemi, ma c'è un momento in cui devi andare in attacco e segnare un gol. Quanto il tuo percorso di studi ha poi influenzato la tua carriera? Mi ritengo molto fortunato. Io faccio quello che ho sempre voluto fare, per il quale ho studiato, per il quale ho cambiato scuola. Ero all'Istituto Tecnico Commerciale, mi hanno insegnato a programmare e ho passato tutta l'estate a studiare per cambiare scuola. Sono passato all'Istituto Tecnico, mi sono dato tutte le materie. Passare un'estate da ragazzino a studiare non è stato proprio facile, però ci sono riuscito. E poi l'università, formazione, subito il mondo del lavoro. Però all'inizio non hai trovato subito la tua strada. Prima ero una passione autonoma perché sapevo smanettare col PC e ho imparato a fare i primi programmini by myself quando ero veramente piccolo. È venuto fuori che io ho capito cosa volevo fare nella mia vita, no? Ok. Qual è la tua giornata tipo? Da cosa è composta? Cosa fai ogni giorno? Le mie giornate per fortuna non sono tutte uguali. Il mio ruolo è quello di responsabile di produzione, CTO, sono Chief Technology Officer, perché ormai fa figo di parlare per forza in inglese. Seguo i ragazzi, seguo la formazione, mi assicuro che tutti abbiano gli strumenti necessari per lavorare, che siano tutti contenti del lavoro che fanno, che questa è una delle cose più importanti. Seguo i lavori con i clienti, le riunioni, faccio delle pianificazioni, delle stime. Quanto tempo al giorno passi davanti al PC? La mia vita è davanti al computer. Ho iniziato quando avevo 8 anni, forse anche meno. E iniziavo a programmare con Logo. I giovani sicuramente non lo conosceranno mai, ma c'era una tartarughina che si muoveva nello schermo e tu gli dovevi dare qualche istruzione per farla muovere. Una vita passata davanti al PC. Il tuo piatto preferito? Il mio piatto preferito? Non è che ce n'è uno. Ovviamente se in una città di mare, la pasta con le telline. Stai scherzando? Però Preferiresti rinunciare alla pasta con le telline o a ChatGPT? la pasta con le telline non ha uguali nel mondo. Non scherziamo con le cose serie. Come scegliete le nuove risorse? Come scegliamo le nuove risorse? A noi piace lavorare con gente, con ragazzi che ci facciano capire che questo è il lavoro che gli piace. Ci mettono veramente passione. Certo, magari se sei preparato, se hai studiato, lo capiamo subito. Però se ci fai capire che qualsiasi problema ci sia, tu lo affronti, lo risolvi, mettendoci tutto quello che hai, allora sei dei nostri. Quindi quanto pesano le soft skill rispetto a quelle hard? Tanto capiamo che vuol dire soft skill e hard skill, che ancora non lo sa nessuno. Un hard skill è una competenza stretta, cioè se tu... Posso fare una metafora? Io vengo da dove va molto l'agricoltura, no? L'hard skill, la competenza è saper zappare la terra, saper raccogliere le arance. La soft skill è saper parlare con il resto della tua squadra, saper dialogare, saper affrontare un problema in maniera corretta, saper riportare al tuo capo la situazione attuale, saper mandare una mail. Sembra una banalità, ma non tutti lo sanno fare. Saper dialogare con il resto del mondo, avere un approccio proattivo. Proattivo significa che non è che devi stare lì fermo a aspettare che qualcosa ti cada dal cielo, no, prendi tu in mano la situazione e agisci, buttati, lanciati. E quindi quanto pesano hard skill e soft skill? Non ti dico 50 e 50, ma siamo molto vicini. Come valorizzate i talenti locali? Affianchiamo un tutor, facciamo assieme tantissima formazione, eseguiamo costantemente, non sei mai abbandonato a te stesso, ti diamo gli strumenti corretti. Valorizzare qualcuno ti devi permettere di mettersi alla prova, far vedere il tuo valore, farlo emergere. Se qualcosa non va, non ti preoccupare, c'è qualcuno qui che ti aiuta, viene a capire quali sono i problemi e li risolviamo insieme. Se invece c'è valore, cercheremo di fare di tutto per farli emergere, di eccellere, di realizzare quelle che sono le tue aspirazioni e i tuoi sogni. Cosa consiglieresti a un giovane ragazzo o una giovane ragazza che vuole entrare a far parte di questo settore? Fatelo, mettiti alla prova, fatelo perché è veramente bello. Se vi piace qual è la magia che ci sta dietro il metallo, l'hardware che fa funzionare mezzo mondo rispetto al passato,
sotto non abbiamo più scusa. L'informazione e la formazione sono tutte ad un passo. Poi con l'intelligenza artificiale hai pure qualcuno che te le spiega le cose. Se vi piace questo mondo, buttatevi, tutti gli strumenti sono veramente a portata di mano per diventare Super Saiyan di quarto livello. In che modo Aito contribuisce alla crescita del settore del digitale, soprattutto in Sicilia? Essendo tutti ragazzi giovanissimi, il nostro contributo è portare la voglia di lavorare con le ultime tecnologie possibili, di utilizzarle bene in maniera professionale, ma allo stesso tempo di divertirci facendo. Qual è il futuro che vedi in Sicilia nel settore digitale da qui a brevissimo? Io forse perché ci sono dentro lo do quasi per scontato. In Sicilia c'è una vivacità pazzesca. Tu cosa intendi però per Sicilia? Cioè aziende che hanno fisicamente la sede geografica qui o siciliani che fanno software? Affrontiamo le due questioni separatamente. La prima è aziende che ci sono qui fanno cose veramente belle. Si lavora anche con fondi di investimento, si lavora con tantissime start-up. Noi siamo in contatto con delle realtà, anche proprio a Catania, con fatturati pazzeschi, ma non lo sa nessuno perché? Perché molti pensano, ah vabbè, siamo in Sicilia, allora non c'è niente. Completamente sbagliato questo approccio. È vero che noi dobbiamo fare di più per comunicare e forse siamo qui anche per questo, per comunicare le realtà che ci sono in Sicilia come tutto il mondo, perché ormai la digitalizzazione, la fibra ha accorciato le distanze, soprattutto nel nostro settore in cui si può lavorare in smart working in una maniera davvero incredibile. Se invece vogliamo parlare di siciliani che fanno software, essere siciliani e venire da una realtà bella come ad esempio l'Università di Catania, l'Università di Palermo, ti dà un vantaggio enorme perché hai il background culturale e l'approccio alla vita che secondo me fanno la differenza in qualsiasi parte del mondo ti trovi. Ovviamente il mio invito è restate in Sicilia, facciamo qualcosa assieme qui. Se invece volete andare via, come ho fatto io per qualche anno per acquisire un po' di bagaglio di conoscenze, fate prima un passaggio di acquisizione della vostra consapevolezza del posto in cui vi trovate. Questo bagaglio portatevelo appresso e vedrete che un giorno magari tornerete a sognare qui insieme a noi e a lavorare insieme. Ti ringrazio. Grazie a voi. Spero di aver sperato.